Dopo le elezioni della Polizia Municipale in piazza di una settimana fa, il progetto del Pedibus aggiunge 2 tasselli. Da lunedì i bambini andranno a scuola a piedi anche a Cavarzano e in centro storico. Prosegue e si amplia così l'iniziativa iniziata nel 2016, sospesa per un certo periodo ai tempi della pandemia e lo scorso anno ripartita dalla scuola Rino Sorio di Mussolo. A volerla il comune di Belluno, l'USL che l'ha inserita nel più ampio progetto Vivo Bene Veneto e i genitori delle scuole. Esordiscono così lunedì 2 inedite linee del Pedibus all'interno del progetto Guadagnare in Salute della US Dolomiti in collaborazione con il comune e con il supporto delle scuole e dei comitati dei genitori. È un progetto nel quale credo moltissimo per la sua valenza educativa. Infatti i bambini socializzano, conoscono il territorio, sviluppano autonomia ed apprendono come ci si muove nelle strade, grazie anche al momento di formazione con gli agenti della polizia locale rivolta agli adulti accompagnatori e ai bambini che precederà l'avvio dell'attività. L'obiettivo è quello di educare i bambini al movimento, di far imparare loro le regole della strada, di stimolare un approccio sostenibile alla mobilità. Da lunedì dunque il trenino dei bambini partirà anche a Cavarzano, diretto verso la primaria Tina Merlin e da Porta Rugo, in centro storico, per accompagnare gli studenti delle scuole al Parco Città di Bologna, con una trentina di piccoli passeggeri. Posso così dire che siamo partiti con il piede giusto. Infatti, alle adesioni che sono pervenute nel mese di agosto, stanno arrivando adesso, grazie al successo dell'iniziativa, anche nuove richieste, alle quali cercheremo di allargare il progetto con la ricerca di nuovi volontari.